La Regione Veneto vuole rafforzare il ruolo e le competenze della Polizia locale, equiparandola alla Polizia di Stato. Questa è la finalità della proposta di legge presentata dalla Regione Veneto, che intende modificare la legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale del 1986. La proposta di legge prevede che la municipale possa svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, ambientale e amministrativa in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Inoltre, la Polizia locale potrebbe accedere ai sistemi informativi nazionali e regionali, utilizzare armi e mezzi adeguati e beneficiare di una formazione specifica e continua. La proposta di legge è stata accolta favorevolmente dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha sottolineato l'importanza di riconoscere il ruolo fondamentale degli agenti della municipale nella tutela della sicurezza e della legalità sul territorio. Anche le associazioni dei sindaci e dei comandanti della polizia locale hanno espresso il loro apprezzamento per l'iniziativa legislativa, che considerano un passo avanti per la valorizzazione della categoria e per il miglioramento del servizio ai cittadini. Il posto di lavoro diventerà più attraente in vista di nuove assunzioni e potrà essere anche un deterrente contro la fuga degli agenti in altri reparti, come accade a Venezia. Io negli ultimi 3 anni ho perso 20 uomini che sono andati all'Agenzia del Demanio, all'Agenzia delle Dogane. Perché? Perché lavorano dal lunedì al venerdì, perché i porti e altre cose sono chiuse il sabato e la domenica, e guadagnano 450 euro di più, a parità di funzioni. La proposta di legge mira anche a valorizzare il personale della polizia locale, equiparando i livelli e le qualifiche occupazionali, i trattamenti economici, previdenziali, assistenziali e infortunistici a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato. Tutele necessarie e non privilegi per uomini in divisa che rischiano la vita, come nel caso dell'agente Alex Frusti, raggiunto da più proiettili a Fara Vicentino l'anno scorso, quando un nordafricano, sfilando l'arma a un carabiniere, gli aveva sparato contro 4 colpi. Tutte le spese, se non ci fosse stata una particolare sensibilità da parte della nostra amministrazione, sarebbero gravate su di lui. Invece, se viene approvata questa norma, è chiaro che le cose cambiano, insomma, e solo questo per noi è una cosa di fondamentale importanza.